La Camera dei Deputati il 20 ha approvato la proposta di legge per la nuova Commissione Moro. La domanda legittima: perché dopo 36 anni? La risposta semplice: perché manca la verità. Noi non sappiamo ancora oggi quanti brigatisti sono intervenuti in via Fani, chi guidava e chi era il passeggero della moto Honda che ha partecipato all'agguato del via Fani. I brigatisti hanno sempre negato questa presenza, la magistratura li ha accusati di omicidio colposo, ma non sappiamo ancora chi sono queste due persone. Non abbiamo mai saputo se è vero che Don Antonello Mennini, viceparroco della chiesa di Santa Lucia, è andato a trovare Moro nella prigione dei brigatisti. Non sappiamo ancora a che ora e come è morto Moro, perché le Brigate Rosse hanno dato versioni una diversa dall'altra. Queste sono tutte domande che non servono per riparare il danno che i brigatisti hanno fatto, ma per dire soprattutto ai giovani che in quella fase lo Stato, la comunità ha commesso degli errori e per evitare che quegli errori abbiano a ripetersi. Il dossier che noi abbiamo preparato, che è consultabile sul sito dei deputati PD della Camera, contiene 400 pagine di misteri. L'augurio è che sul caso Moro e sulla storia d'Italia si possano scrivere pagine di verità. Moro scrive: la verità è più grande di qualsiasi tornaconto. La verità è sempre illuminante e ci aiuta ad essere coraggiosi. Io concludo: siate portatori di verità. Grazie. Io penso che una democrazia matura non possa avere ombre relativamente alla propria storia, al proprio passato. E il dibattito di questi anni sulla seconda, sulla terza Repubblica, dal mio punto di vista è un dibattito un po' surreale, perché io credo che noi passeremo definitivamente alla seconda Repubblica quando tutti i misteri italiani, tra i quali annoveriamo il caso Moro, saranno risolti. La vicenda Moro tiene insieme più interessi di paesi esteri, con il coinvolgimento di servizi segreti, il tentativo di impedire la collaborazione tra forze politiche antagoniste come il Partito Comunista e la Democrazia Cristiana, che all'epoca si stavano interrogando su come fronteggiare l'emergenza politico-sociale appunto degli anni 70, e quindi c'è stata una miscela di interessi che ha determinato purtroppo questa tragedia che ha visto coinvolto sicuramente l'onorevole Moro, ma non possiamo dimenticare nemmeno i 5 uomini della scorta e insieme a loro le tante vittime innocenti, servitori dello Stato, caduti appunto in nome di un disegno folle.